quanti anni può restare Conte su questa panchina? Non tantissimi, ma adesso il momento è propizio, ma perché, tra virgolette, rischiare? Nel senso che poi è chiaro, il rischio è a prescindere, perché tu vai a prendere un qualsiasi giocatore, tipo mi sembra una maniera, cioè nel senso puoi andare anche a prendere Lookman e non ti rende come tu credi, però il concetto è: perché devo prendere un giocatore che negli ultimi anni sta facendo anche male, invece di prendere uno che negli ultimi anni ha spaccato sempre a metà la Serie A e non provare a confermarsi in Serie A, cosa che il Napoli non è mai riuscito a fare nemmeno ai tempi di Maradona, perché noi non ce lo ricordiamo, perché purtroppo, e veramente purtroppo, non li abbiamo vissuti, ma ai tempi di Maradona comunque i 2 scudetti arrivarono a distanza di 3 anni. Sì. Cioè, quindi non è stata una cioè, qua stiamo parlando che io, con tutti gli scongiuri possibili e le grattate che adesso continuo a farmi, stiamo parlando che si rischia per così dire di potersi riconfermare. Bravo, il caffè lo ready, ma c'ho fatto anche un caffè. Di potersi riconfermare già l'anno prossimo. E quindi per questo anche io mi sento di andare a preferire giocatori anche che vengono già dalla Serie A stessa.